Ciao, io sono un medico dell'Hospice Pediatrico di Padova, un luogo dove abbiamo in cura molti bambini fragili che in questo momento sono particolarmente a rischio. Io ti chiedo, resta a casa. Buongiorno, siamo Enrica e Antoine dell'Hospice Pediatrico di Padova. Vi chiediamo di stare a casa, serve a tutti, serve a noi, a voi, serve a tutti, state a casa. Sono Anna dall'Hospice Pediatrico di Padova. In questo momento è importante che stiamo uniti e stiamo a casa. Io sto a casa, non molliamo. Io sto a casa. Io a casa non ci sto. Chiamo Caterina Agosto. Lavoro all'Hospice Pediatrico come pediatra. Aiutateci, stando a casa, a curare questi bambini speciali, fragilissimi e futurissimi. Ciao, sono Eleonora dell'Hospice Pediatrico di Padova. Io sto a casa. Rimaniamo uniti. Fallo per te e per gli altri. Non molliamo. Ciao, sono un'infermiera dell'Hospice Pediatrico di Padova. Resta a casa, io sono al lavoro, ma tu resta a casa, fallo per i tuoi figli, fallo per i bambini malati, fallo per te, resta a casa. Fallo per te, ma fallo anche per me. Io sto a casa, non molliamo. Buongiorno, vi salutiamo. Io sono la mamma di Marincio Alessia Andrea. La bambina è una paziente di Hospice Pediatrico. Noi stiamo a casa, fallo anche tu per te, per noi, per tutti quanti. Preghiamo per questa storia. Ciao, sono Davide di Bracci di Ferro. Io ho appena finito di lavorare, sto andando a casa. Stai a casa, io sto a casa. Non molliamo. Ciao, sono Elisa, presidente dell'associazione Braccio di Ferro. Io sto a casa, abbiamo capito quanto è importante, fallo anche tu.